Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Sulle immagini della bufera in corso sul Carso triestino di questa mattina andiamo ad analizzare la situazione meteo in Friuli Venezia Giulia. Vento forte, pioggia e neve si stanno registrando in particolar modo su Trieste e provincia. L'area è interessata da un'ondata di maltempo che ha portato a un abbassamento delle temperature. Secondo le rilevazioni dell'OSMER ARPA del Friuli Venezia Giulia, le raffiche di Bora hanno raggiunto verso le 9 una velocità di 84 km/h. Sul Carso e in altre zone più elevate della città si osservano precipitazioni, come documentano le immagini, nevose che stanno attecchendo il suolo. Fiocchi di neve sono arrivati anche al livello del mare. In altre aree piove. La polizia locale del capoluogo giuliano, attraverso il proprio profilo social, consiglia prudenza alla guida. Nel pomeriggio comunque è previsto un rapido miglioramento. Ieri la Protezione Civile aveva diramato un'allerta meteo giallo per oggi a causa di vento forte, neve e ghiaccio al suolo. Tutto regolare per quanto riguarda al momento le alte località del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.